Nuova ordinanza anticontagio in linea con i decreti ministeriali, nessuna fuga in avanti del Veneto, qui non si firmano. Ordinanza alla Carlona, attacca Zaia che prevede solo per metà maggio un calo dei decessi. Sulla vendita di cibo per asporto la Regione dirama una circolare esplicativa, prenotazione obbligatoria, una sola persona va a ritirarlo, poi si consuma a casa, vietato spostarsi in un altro comune. Festa di San Marco a Santa Lucia di Piave, il sindaco Szumski sceglie il vessillo del Veneto e non il tricolore per illuminare il municipio, bandiera portatrice di pace, ricorda il presidente della regione. Silenzio e piazze vuote per il 25 aprile, sindaci e pochi altri per commemorare la liberazione, a San Pior decine di messaggi virtuali per uno degli ultimi partigiani, Giacomo Bosa. Rilevare dall'alto gli incidenti stradali con i droni e l'ultimo impiego degli apparecchi elettronici da parte della Polizia Locale di Treviso, che presto si doterà di termocamera. Cimiteri, sindaci disposti a recepire le indicazioni regionali, ma non tutti sono riusciti a riaprirli oggi. Delusione davanti ai cancelli chiusi, via vai in quelli accessibili. Chiedono di riaprire il prima possibile i titolari di negozi di abbigliamento. A Treviso nei prossimi giorni tavolo tra Federmoda e Spisal per la sanificazione degli ambienti e dei vestiti. La guarigione dal Covid-19 dopo più di un mese di ricovero, oggi il grazie a medici e infermieri trevigiani che lo hanno curato con una lettera ad Antenna 3 scritta dalla figlia. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura i dati del contagio in Veneto, 27 nuovi decessi nelle 24 ore tra le 8 di ieri e le 8 di questa mattina, 162 nuovi casi di contagio. Questi i numeri più significativi del report di Regione con azienda zero. 2 i decessi nel Trevigiano, uno al Cafoncello, l'altro all'ospedale di Vittorio Veneto nella Marca. Ci sono stati 19 nuovi casi di contagio da ieri, 1212 i casi attuali nel Trevigiano, 989 i soggetti che sono diventati negativi, quindi i cosiddetti negativizzati. Continua a diminuire, seppure gradualmente, il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive, -1 rispetto a ieri. Questo sul fronte dei numeri e dell'emergenza sanitaria. C'è poi il tema caldo, caldissimo delle riaperture, con Zaia che oggi è ritornato sull'ordinanza firmata nella giornata di ieri. Il governatore ha ribadito come ogni provvedimento sia in linea con le linee del governo. Ma non si dica che qua c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze volevo dire una parolaccia ma non la posso dire a quest'ora, che firma ordinanze alla Carlona. Le ordinanze sono tutte in scia e rispettose dei DPCM. Il Veneto non si inventa nuove aperture rispetto al governo. Il presidente Zaia ripercorre in conferenza stampa la cronologia dei DPCM per chiarire di non star facendo né torti né favori a questa o quella categoria. Questi non sono passi in avanti o salti in avanti della Regione rispetto a... Noi siamo allineati e coperti con quello che prevede la legge. Abbiamo sicuramente cercato di fare un allineamento rispetto ad alcuni dati, adesso vi farò vedere. La Regione Veneto non si è inventata nuove aperture. Occorre essere responsabili, continua Zaia, chiedendo la collaborazione di tutti, fondamentale per continuare a veder scendere i numeri, anche dei decessi che restano elevati. Una flessione la si vedrà, dice, non prima di metà maggio. Presidente che dirama una circolare esplicativa sulla vendita di alimentari per asporto e ripete più volte cos'è concesso fare. Per essere chiari, si esce da soli per andare ad acquistare, lo si fa solo ed esclusivamente con la prenotazione online o telefonica, si ritira il cibo, la derrata alimentare in generale, gelato, pizza e quello che vi viene in mente di acquistabile, pasticceria, si va a consumare a casa. E tutto questo a scanso di equivoci esclusivamente entro i confini del proprio comune. Può invece spostarsi in un altro comune chi debba andare a far visita in cimitero a un parente stretto, come può essere un coniuge o un figlio. Si tiene conto ovviamente del rapporto tra la persona e il defunto tragicamente scomparso, e quindi uno spostamento anche al di fuori del comune, se c'è un legame particolarmente intenso, è giustificata.
Sulle riaperture non può essere un parametro quello del numero di casi positivi, che il governo potrebbe tenere in considerazione regione per regione. Se lo si fa in base ai positivi, in generale, bisogna fare il rapporto ai tamponi. Cioè non è che tu puoi prendere il numero assoluto dei 17.000 del Veneto e confrontarlo con i 4.500 della Campania. Perché sono due paragoni che non puoi fare, perché noi abbiamo fatto 6 volte tanto i tamponi della Campania. Quanto infine alle risorse economiche, l'emergenza coronavirus sta costando al bilancio della regione ben oltre i 100 milioni di euro. Zaia esclude però di toccare le tasche dei cittadini. Non abbiamo in animo di applicare addizionali, per capirci. So che il Consiglio si sta ragionando su questo. Vi posso anche dire che l'addizionale, colpendo i redditi alti, dà un gettito, ho visto delle proiezioni di 20-25 milioni. Ne abbiamo raccolti 55 con le donazioni. Cioè è inutile che pensiamo di tassare i veneti se sappiamo che abbiamo una partita di finanziamenti che dovranno necessariamente arrivare. E oggi festa di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. Oltre alla tradizione del bocciolo, del bocol, forse pochi conoscono la storia dei sacerdoti della cattedrale di Treviso, che sono gli ultimi cavalieri di San Marco. San Marco per noi significa una bandiera che ha 1100 anni di storia. Pensate, è l'unica bandiera che riporta la parola pace al suo interno, nel mondo. Una bandiera è un simbolo che ha raccolto non solo tutte le genti venete, ma di gran parte delle coste dell'Adriatico e soprattutto nel Mediterraneo. Se andate ancora oggi alla Biblioteca Nazionale di Atene, trovate i trattati tra gli ateniensi e i russi, scritti in che lingua? La diplomazia del Mediterraneo in Veneto. Così ha ricordato oggi il presidente Zaia la festa di San Marco, patrono di Venezia e del Veneto. E Leone Alato è anche il legame che dal 1339 ha legato la Marca trevigiana alla Repubblica Serenissima. Perché non c'è bastione, varco o palazzo storico che non abbia incastonato il leone con il Vangelo aperto. Ma c'è una storia che lega ancor più Treviso a Venezia rispetto alle altre città, ed è quella dei Cavalieri di San Marco, personalità che si sono contraddistinte per aver difeso in ogni ambito la Serenissima attraverso il simbolo del leone alato. Nato come riconoscimento del Maggior Consiglio o del Doge per i condottieri valorosi in guerra, emblematico il conferimento per la battaglia di Lepanto, nel tempo divenne anche segno di quanti si impegnarono in tutti gli ambiti a difesa del popolo veneto. Particolare la croce del cavalierato insignito dal Doge a Benedetto Querini per aver salvato numerose vite durante il flagello della peste e della carestia nell'isola di Candia, oggi Creta, tra il 1590 e il 1592. Ecco perché il cavalierato è diventato quello che chiameremo oggi di protezione civile, riprendendo quella pax presente nel suo simbolo. E perché nel 1769 il Doge conferì in perpetuo il titolo di Cavalieri di San Marco ai canonici della cattedrale di Treviso. Sacerdoti che dagli albori della cristianità, tra Sile e Piave, curano il cuore della diocesi trevigiana, gli stessi che in questi giorni di solitudine forzata concelebrano con il vescovo Tomasi. Ma c'è anche la tradizione del bocolo che unisce la Marca a Venezia, perché anche qui e nei giorni del contagio e della clausura c'è chi comunque ha offerto un bocciolo di rosa alla donna amata. Non si trovano fiori, non si trovano. Mio marito li ha trovati. È un bel segnale d'amore, no? Certo. Io l'ho sempre comperato a mia moglie, qualsiasi cosa possa succedere il boccolo ci deve essere. Intanto oggi a Santa Lucia di Piave il sindaco Szumski ha deciso di proiettare sulla facciata del Palazzo Comunale un vessillo gigante di San Marco. Signori, ecco a voi la festa di San Marco e il municipio di Santa Lucia di Piave. Orgoglioso del suo gesto, il sindaco posta nel suo profilo Facebook il video della proiezione del leone di San Marco sulla facciata del municipio di Santa Lucia di Piave. Non è la prima volta che il sindaco Riccardo Szumski espone il leone alato della Repubblica Serenissima di fronte al comune. Ogni anno, il 25 aprile, per la festa di San Marco Evangelista, il primo cittadino, che è anche medico del paese, vuole battere se stesso, superando di volta in volta per grandezza il famoso emblema del patrono di Venezia. E questa volta forse ha raggiunto il massimo dei suoi risultati. Grazie all'aiuto di un suo paziente è riuscito a proiettare un leone immenso sulla facciata del municipio.
Dalla mascherina alla maglietta, comprese le scarpe. Il primo cittadino, tutto griffato dalla testa ai piedi con il leone di San Marco, tutti i regali di patriottici, tiene a dire, ci spiega senza giri di parole le motivazioni del suo gesto. Perché il 25 aprile San Marco è la festa dei Veneti, di tutti i Veneti, di tutti coloro che stanno in Veneto, e noi la festeggiamo adeguatamente. Era tanto che ci pensavo e adesso abbiamo anche il leone di San Marco che durante la notte fa un bel risultato e ci ricorda che siamo veneti e siamo anche diversi. Diversi da chi? E siamo anche diversi come capacità di fare e di reagire, non ci riteniamo superiori agli altri, ma credo che abbiamo dimostrato anche in questa frangente di avere delle capacità complessive di rispondere a una emergenza o a quella che ci è stata rappresentata come una grandissima emergenza. Per Zumski la festa di San Marco è il primo pezzo della nostra storia che va celebrato, l'altro è il tricolore in bella mostra sul pennone del comune, anche se qualche dubbio lo attanaglia ancora. Noi ovviamente siamo in uno Stato italico e quindi abbiamo issato la bandiera della Repubblica Italiana. Se delle associazioni combattentistiche vogliono fare le loro celebrazioni, nessun divieto. L'amministrazione ritiene che non ci sia molto da festeggiare perché il mio pensiero è che questa ci è stata propinata come una festa di liberazione, premesso che Santa Lucia è stata liberata il 30 di novembre dagli alleati e non certo dai partigiani. Questo a Santa Lucia di Piave, ma oggi in tutta la Marca si sono svolte anche le celebrazioni ufficiali per l'anniversario della liberazione, un 25 aprile silenzioso, la sola presenza di sindaci, mentre dal governatore del Veneto il ricordo di Tina Anselmi. Perché sei qui oggi? Per ricordare mio nonno che tutti gli anni, dopo la guerra, faceva il suo giro il 25 aprile, è stato un ex internato. Forse ha sfidato per un giorno i divieti, per onorare non solo il nonno, ma tutti coloro che hanno dato la loro vita perché sorgesse l'alba di una nuova Italia, il 25 aprile di 75 anni fa. Lo incontriamo di buon mattino in uno dei sacelli meno conosciuti della storia della resistenza trevigiana. Siamo a San Vitale, questi sono i nomi di giovani come Gabriel fucilati dai nazisti. Dopo di lui il presidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Iannicelli, che per la prima volta da solo ha deposto i fiori, simbolo del ricordo indelebile dei cittadini per chi è caduto nella lotta non solo della Resistenza, ma anche chi non è tornato dai lager, rappresentati dal cipo di piazzale delle medaglie d'oro. Passaggio particolarmente toccante davanti alle stele del Cafoncello, dove al ricordo dei caduti di guerra si è sommato quello dei vinti dal contagio di questi giorni. Due fronti certamente diversi, ma ricordati dal governatore Luca Zaia sotto un unico nome veneto, quello della staffetta partigiana e primo ministro donna della storia della Repubblica Italiana, Tina Anselmi. Io ricordo sempre con piacere che Tina Anselmi è colei che ha dato vita al sistema sanitario nazionale. In un momento nel quale si parla di Covid, si parla di sanità eccetera, penso che la storia non sia acqua e penso che questa idea dei Veneti, no, che si va a concretizzare con il primo ministro donna, che ci dà poi l'opportunità di dire siamo orgogliosi di aver noi dato con una nostra veneta vita al sistema sanitario nazionale, sia un fil rouge, no, che ci unisce. Un filo rosso fatto a causa del virus di cerimonie solitarie e silenziose, come quella del sindaco di Treviso, Mario Conte, sotto la scalinata del Palazzo di Trecento, o quello del presidente della provincia e sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, o ancora del primo cittadino Paolo Roma, a Ponte di Piave, o ancora del sindaco Alberto Cappelletto, davanti a un sacrario di Fagara chiuso. In questa giornata un saluto particolare è arrivato in maniera altrettanto particolare a uno degli ultimi partigiani che hanno combattuto sul Cansiglio. Ciao Giacomo, Boccia, sono Zaia, vuoi farti gli auguri di un buon 25 aprile da parte mia chiaramente e dalla parte della Martina, che è la più giovane iscritta all'Ampi a San Damiano. Ciao! Ciao! Sono i saluti di tantissime sezioni dell'Associazione Nazionale Partigiani a Giacomo Coppe, 93 anni, uno degli ultimi giovani che decisero di combattere la dittatura. Un anno da partigiano e poi 20 da emigrante.
Poi tutti quelli possibili a raccontare ai giovani cosa è stata la storia dell'Italia dopo la Grande Guerra e soprattutto cosa sia stato vivere sotto le bombe del secondo conflitto. I tedeschi, i fascisti, le rappresaglie e le fucilazioni e poi la vita partigiana con azioni in Cansiglio nel territorio bellunese. Ecco perché Giacomo Coppe andava ricordato come andava ricordato il 75° anniversario della liberazione. Così la nipote ha organizzato un incontro virtuale ai tempi del contagio, fatto da videomessaggi arrivati un po' da tutto il mondo. Tante grazie, infinitamente, ci vedremo presto. Mi auguro e auguro anche a voi di poterci trovare in altre condizioni. L'utilizzo dei droni da parte della polizia locale a breve permetterà anche la misurazione della temperatura delle persone, lo annuncia il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. I droni sono uno strumento estremamente flessibile che può essere utilizzato in contesti operativi fra i più diversificati. Stiamo già lavorando per installare una termocamera per controllare dall'alto la temperatura delle persone proprio per l'emergenza sanitaria del Covid-19. Anche per il 25 aprile abbiamo utilizzato i droni per verificare la presenza di eventuali assembramenti, ma non è emersa alcuna situazione critica, conferma Gallo, mentre è già iniziata l'attività di rilevazione di incidenti stradali dall'alto con i piccoli aeromobili. In questi ultimi giorni si sono registrati 2 sinistri, uno in tangenziale e un altro in via Salsa, con seri danni ai veicoli, per cui oltre ai rilievi tradizionali si è alzato in volo il drone con i piloti addestrati e certificati dal comando per i rilievi dall'alto. E torniamo a occuparci di cimiteri dopo l'ordinanza di ieri della Regione, riapertura per alcuni, ancora chiusi altri, ma sentiamo i sindaci. Dopo l'ordinanza di ieri pomeriggio, poiché appunto la pubblicazione dell'ordinanza è avvenuta all'incirca alle 17 di ieri, venerdì 24 aprile, non abbiamo potuto procedere alla cosiddetta ordinanza di revoca, perché non dimentichiamo che i cimiteri in questo momento sono chiusi per ordinanza del sindaco. L'ordinanza a sorpresa di Zaia è stata tale per molti primi cittadini che non hanno avuto il tempo o il modo di attuarla. Non in tutta la Marche infatti i cimiteri sono ancora aperti dopo l'invito del governatore. È il caso per esempio di Silea, dove si riaprirà lunedì, sul banco degli imputati lo scarso preavviso. Se avessimo avuto almeno, dico io, 3-4 ore di preavviso sull'intenzione di poter riaprire i cimiteri, tutti avremmo potuto riaprire effettuando le ordinanze in maniera corretta e avvertendo poi le aziende di gestione dei servizi cimiteriali. Camposanti aperti invece a Treviso capoluogo, dove lo stesso primo cittadino non nega qualche difetto di comunicazione tra livelli istituzionali, pur condividendo i contenuti del provvedimento. Anche se magari è mancata un po' di comunicazione, però l'importante è dare questo segnale di riapertura a partire dai mercati qualche settimana fa, oggi i cimiteri, che era tra l'altro uno di quei luoghi tanto desiderati dai nostri cittadini che comunque volevano e sentivano il bisogno di andare a riabbracciare i propri cari. E il sindaco così si rivolge ai concittadini. Io mi scuso se i cimiteri magari non sono in condizioni assolutamente perfette. In questa settimana, nella prossima settimana, faremo le manutenzioni e le pulizie, perché sono stati chiusi sia per i nostri cittadini ma anche per le ditte di manutenzione. Questa la situazione al cimitero di San Lazzaro a Treviso. Buongiorno, si torna alle pulizie. Per cosa? Senta, ma per lei cos'è stato avere il cimitero chiuso per tutti questi giorni? Potevano lasciarlo aperto, secondo me. Va bene per 10 giorni, ma dopo doveva lasciarlo aperto. Tanto confusione non c'è mai, la confusione è solo quando ci sono il giorno di santi e di morti. Finalmente si torna a incontrare i propri cari? Esatto, sì. Per voi cosa ha significato avere i cimiteri chiusi? Comunque mio padre lo porto sempre nel cuore. Vengo a trovarlo ogni tanto con mio figlio, ma non è questo il problema. Penso che sia una cosa abbastanza difficile da sopportare, non poterli visitare la domenica per esempio, e quindi venire sulla tomba, portare un fiore, sì, è difficile sicuramente. È un ritorno alla normalità? Certo, sì. Vedo che rimette a posto la tomba di un suo caro. Di papà e mamma. Piantine morte ormai. Vede.
Però adesso si ricomincia. Sì, per fortuna. Cosa significa? Cosa ha significato per lei? Sono felice perché vado a trovare mio marito. Ho rispettato questa scelta perché è giusto, però mi mancava di venire a dare un saluto a mia figlia soprattutto. Grazie. E questa giornata della liberazione verrà anche ricordata come la prima di un allentamento delle misure anticontagio. Buongiorno. È tornata a assaporare la libertà? Sì, soprattutto prendendo un po' di sole, che ce n'è tanto bisogno. È solo uno dei commenti per questa giornata della liberazione, vissuta come tale anche dalle restrizioni del contagio. E l'immagine simbolo di questo ripopolare delle città sta in questo bambino che felice gioca col pallone in Piazza dei Signori. Poi c'è chi utilizza il terrazzo con la vista più suggestiva di Treviso per prendere un po' di sole. Il ritorno alla normalità passa anche per un giornale letto all'ombra della piazza. E l'ultima immagine di questo lento ritorno alla normalità è per Calmaggiore, con i cittadini che finalmente non hanno più rinunciato in questa giornata di sole alla passeggiata per eccellenza dei trevigiani. E dopo l'ordinanza del governatore Zaia sono diverse le realtà che si stanno convertendo al takeaway, è il caso di questa pasticceria. Abbiamo iniziato, abbiamo consegne a domicilio. Ma però adesso potete... ci chiamano e quindi facciamo i pacchetti e possono venire a prendere quello che è ordinato. Cristina è quasi emozionata nel mostrare le sue creazioni come fosse il primo giorno di apertura. Le vetrine di questa pasticceria sul Put sono ancora per buona parte vuote, ma da oggi è iniziato un lento ritorno alla normalità, una normalità contrassegnata da misure di sicurezza straordinarie. I clienti, come da disposizioni, entrano con criterio. Mettano fuori uno alla volta, abbiamo il discorso anche sanificazione. Insomma, grande capacità di adattamento dimostrata anche nei giorni del lockdown. La saracinesca di fatto qui non è mai stata abbassata. Abbiamo fatto sempre le consegne a domicilio a porte chiuse fino a ieri e continuiamo a consegnare come ci è stato detto. Ora si spera in un lento quanto dolce ritorno alla normalità, una normalità che comunque sarà diversa. Speriamo insomma che Quanta gente è venuta? Saranno venuti almeno una decina, 10-12 persone. Sì. Come ci si sente? Già meglio perché c'è la speranza di riprendere la normalità. E adesso per noi c'è la pubblicità dopo. Di nuovo insieme per parlare di riaperture. Chiedono di riaprire in particolare i titolari di negozi di abbigliamento. A Treviso nei prossimi giorni tavolo tra Federmoda e Spisal per la sanificazione degli ambienti e degli indumenti. Che differenza c'è tra una brioche, un gelato, un paio di scarpe a questo punto? Me lo dovrebbero spiegare, perché dal punto di vista del rischio sanitario e quant'altro non c'è nessuna differenza. È questa la domanda che i titolari di negozi di abbigliamento si stanno ponendo in queste ore, nella speranza che il loro turno arrivi il prima possibile. Quello che non capiamo è come mai aprono più o meno tutti. Oggi aprono i fioristi, cioè in questi giorni apriranno i fioristi, apriranno le pasticcerie, le gelaterie, perché loro venderanno alla porta, no, il loro prodotto, e io mi sono domandato: ma perché non può fare la stessa cosa alla moda? Vuol dire che apriremo la porta e i nostri articoli li venderemo presentandoli direttamente al cliente che è in attesa davanti al nostro negozio. Insomma, la voglia di ripartire dopo settimane di lockdown c'è, così come la disponibilità a trovare qualsiasi soluzione che possa garantire la sicurezza del cliente. Certo, la quotidianità dei negozi nella fase 2 è ancora tutta da decifrare. Se viene provato un maglione, per essere provato il maglione bisogna togliere la mascherina, il maglione entrerà in contatto con naso e bocca. Poi cosa si deve fare? Sì, lo sanifichiamo, ma non sappiamo che cosa si intende per sanificazione di quel maglione. Ci sono alcuni indumenti che sono fatti con dei materiali molto delicati che vanno trattati in modo completamente diverso. Anche per approfondire la questione, la prossima settimana è previsto un tavolo tra gli Spisal e la Federmoda trevigiana. Capire nel merito delle singole operazioni quotidiane quale sarà il miglior comportamento possibile, tenendo la
partire da un presupposto che forse il 100% non lo si potrà mai ottenere, però la nostra parte la facciamo fino in fondo. La richiesta per il momento è una sola. Quello che chiediamo è che possibilmente da domani mattina, per chi lo vorrà, così come aprono altre merceologie, possa aprire con le stesse modalità, cioè la consegna alla porta, anche il nostro settore. La guarigione dal Covid-19 dopo più di un mese di ricovero, oggi il grazie a medici e infermieri che lo hanno curato con una lettera ad Antenna 3. Le porte del reparto di pneumologia si aprono e finalmente dopo 33 giorni rivedo mio padre in fondo a quel corridoio, seduto su una sedia a rotelle e circondato da 3 infermiere che parlano con lui. Io lo aspetto e mentre lo accompagno verso le porte d'uscita, a metà corridoio, parte quell'applauso che riecheggia ancora oggi nelle mie orecchie. È un passaggio di una lettera arrivata dalla redazione di Antenna 3 a scrivere Marzia con le sorelle e le loro parole sono di ringraziamento per le informazioni ricevute dai nostri notiziari, ma soprattutto nei confronti di medici e infermieri dell'ospedale Cafoncello. Dico loro, cioè, che si sono presi cura del padre Lello, ricoverato la sera dell'11 marzo perché positivo al Covid-19. Un mostro, come scrivono le figlie, che ha cambiato, rovinato, tolto la vita a troppe persone, ma non al loro papà, che ha combattuto e vinto il virus. Una sfida impossibile da superare senza l'aiuto di quelli che lui, il papà, continua la lettera, chiamava e continua a chiamare semplicemente angeli. I suoi angeli sono stati tutti i dottori, gli infermieri, gli operatori dei reparti di medicina d'urgenza, terapia intensiva e pneumologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Sono stati giorni infernali che hanno segnato lui come molti altri pazienti per sempre. Lui ha rivisto il sole ed ha potuto nuovamente respirare l'aria della sua terra da solo, senza un respiratore, sabato 11 aprile. Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare, scrivono le figlie citando Madre Teresa di Calcutta. Con questa lettera concludono: papà, mamma e noi figlie volevamo ringraziare tutti voi per esserci stati sempre vicini, per avere avuto sempre una buona parola e dato tanto amore nel fare il vostro lavoro ogni giorno. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove è stato un 25 aprile diverso dal solito, nessuna manifestazione popolare, solo veloci e irrinunciabili momenti istituzionali che sono stati occasione di riflessione storica e sociale. Una corona d'alloro appoggiata sulla statua che è monumento alla resistenza nei giardini di Piazza dei Martiri a Belluno, un simbolo per il capoluogo che è medaglia d'oro per la lotta di resistenza che oggi assume un significato, se possibile, ancor più prezioso. Siamo a casa, ha detto il sindaco Massaro, perché stiamo dimostrando nel migliore dei modi cosa voglia dire democrazia e esercizio dei doveri democratici, sacrificandoci per la tutela della comunità intera. Oggi è un 25 aprile strano. È importante che comunque le manifestazioni vengano fatte, non soltanto per la memoria, ma per ribadire in questo periodo difficile che le libertà sono un elemento essenziale della nostra vita comune e finita questa emergenza bisognerà lavorare perché queste libertà continuino a essere garantite in questo Paese. In tempo di grande preoccupazione e apprensione per i gravi danni umani, morali ed economici che la pandemia sta infliggendo a tutti nel mondo, l'orizzonte è fosco, ha ricordato nella sua orazione ufficiale Carlo Fumian, professore di storia contemporanea all'Università di Padova. Si sente la mancanza del percepire la possibilità di una risposta solidale, operante, transnazionale al problema che ci riguarda, ha detto Fumian, collegando questo momento storico alla resistenza e ai resistenti che furono progetto e speranza. Senza la progettualità della resistenza non vi sarebbe stata né la democrazia, né la libertà, né lo sviluppo economico del secondo dopoguerra. La vittoria alleata non sarebbe stata sufficiente a ricostruire l'Europa senza queste energie morali della resistenza e delle resistenze. A Feltre il sindaco Paolo Perenzina ha ammonito chi vorrebbe ancora oggi metter mano alla nostra Costituzione smantellando le conquiste raggiunte. Sono orgoglioso di vivere in un paese che in un'emergenza sanitaria tragica come l'attuale ha trovato, nonostante gli attacchi degli ultimi anni, degli ultimi decenni, un sistema sanitario nazionale pubblico per tutti.
A Ponte nelle Alpi ieri sera il prologo delle iniziative per il 25 aprile e il prossimo 1 maggio. Alzabandiere, municipio illuminato dal tricolore per rinnovare le ragioni e preservare le radici della democrazia che ci permettono di essere una comunità libera e solidale. E per quanto concerne la provincia di Belluno, l'ultimo bollettino ufficiale della Regione del Veneto ha registrato un decesso all'ospedale San Martino, 5 nuovi casi di positività al virus. Attualmente i positivi in provincia sono 724, 262 i soggetti che sono diventati negativi, i negativizzati. Questo quindi il quadro a Belluno, dove continuano i controlli che sono arrivati quasi a 1 migliaio, le sanzioni, a 1 migliaio sono arrivate le sanzioni applicate dalle forze dell'ordine nei confronti dei bellunesi che non hanno rispettato la normativa. La media è costante. Per 10-15 persone al giorno le forze dell'ordine sono costrette a verbalizzare l'inosservanza della norma decisa a livello nazionale per contenere la diffusione del coronavirus. Nel report stilato quotidianamente dalla Prefettura emerge che nella sola giornata di ieri sono state sanzionate 15 persone, 804 quelle controllate che portano il totale settimanale a 3.293, mentre sono oramai 26.243 gli accertamenti eseguiti dallo scorso 16 marzo. Sempre ieri le forze dell'ordine hanno proseguito gli accertamenti negli esercizi o attività commerciali, trovandone in difetto 2. Oltre ai carabinieri e alla Polizia di Stato, in campo ci sono le fiamme gialle, 466 controlli effettuati nell'ultima settimana e 6 le sanzioni amministrative elevate dai finanzieri del Comando Provinciale di Belluno nei confronti di altrettanti cittadini che senza alcun giustificato motivo e in parte provenienti da altri comuni della provincia sono stati pizzicati mentre svolgevano attività sportiva individuale. Durante i controlli, i militari della Guardia di Finanza hanno individuato e sottoposto ad accertamento un cantiere di edilizia residenziale nel Bellunese, risultato ancora attivo. Al titolare della società costruttrice con sede legale in provincia di Padova è stata contestata la violazione all'obbligo di sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali previste dal DPCM del 10 aprile scorso. Il monitoraggio delle fiamme gialle è proseguito anche nei confronti di farmacie e parafarmacie della provincia di Belluno. In relazione all'acquisto di dispositivi di protezione individuali, la Guardia di Finanza invita i cittadini a richiedere al momento dell'acquisto dispositivi approvati dagli organismi sanitari competenti. Eventuali segnalazioni possono essere fatte direttamente al 117, che è il numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza. E veniamo alla nostra rubrica Bimbi in TV, questa serie video di Aurora da San Fior Brando e Nina da Treviso, Ginevra da Caerano San Marco, Riccardo e Matilde di Mellaredo di Pianica. Bella lavanderina che lavi i fazzoletti per i poveretti nella città. Fai un salto, fanne un altro, falla giravolta, falla un'altra volta, guarda in su, guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu. Ma signora, lei non ha visto il semaforo! Capirai, quando ne ha vista una sono tutte uguali! Ciao, ci vediamo domani alla prossima martedì. Di corsa!
Continuate quindi a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di mandarci via WhatsApp al numero 351 17 55 340 non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Storie, giochi e passatempo dei nostri bambini potranno così diventare, se lo vorrete, energia per tutti quanti noi. E vi ricordo l'appuntamento con il film Il giovane Pertini, questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21:15, il racconto degli anni giovanili di quello che poi diventerà il 7° Presidente della Repubblica Italiana. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Alta pressione sempre presente, ma nella giornata di domenica 26 aprile anche con una maggiore variabilità. Vediamo in quali settori. Sul Veneto avremo occasionali acquazzoni, vedete sui rilievi, solo in locale estensione anche alle pianure limitrofe. Sul resto del territorio regionale invece si manterrà più asciutto e generalmente soleggiato. Temperature minime tra 10 e 14 gradi, valori massimi stazionari compresi invece tra i 19 e i 25 gradi. Ampio soleggiamento anche sul Friuli Venezia Giulia, ma anche qui non si escludono dei piovaschi sui monti, tuttavia andrà meglio in serata. Temperature minime fino a 14 gradi, massime tra 20 e 22 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo una spiccata instabilità con qualche pioggia, vedete, alternata a pause maggiormente asciutte. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime invece fino a 22 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.